25 anni di poesia, dedizione, amicizia, impegno. È il premio di poesia Sant'Antoni de Suo Udi Mamoiada, che oramai è diventato grande ed è uno dei più apprezzati dai poeti che ogni anno partecipano numerosi. Un premio nato quasi per gioco grazie a Salvatore Ladu, segretario storico, e alla Biblioteca Comunale, che da quel lontano 1991 hanno lavorato tanto per far crescere la loro creatura e farla entrare a buon diritto nel novero dei premi di poesia più prestigiosi della Sardegna. Non è stato facile, a partire dalla scelta della giuria che, come hanno sottolineato in tanti, deve essere di qualità. E il premio Mamoiadino, sin dalla prima edizione, presieduta da Zio Franzischino Usatta, oggi da Giovanni Piga, negli anni ha tenuto fede a quest'obbligo che gli ha permesso di annoverare nel suo palmarès i più famosi e balentes poeti sardi. E questa edizione non ha fatto certo eccezione. Sono pervenute in tutto 76 poesie, 47 per la sezione A, poesia in rima, e 29 per la sezione B, poesia a verso sciolto. Nella sezione in rima il vincitore Ignazio Porchedu di Posada con la poesia Un'umile vida. Nella sezione in rima ha vinto Maria Sale di Chiaramonti con la poesia Abboiu de Attunzu. Nella sala della biblioteca dove si è svolta la cerimonia di premiazione si respirava una grande emozione per questo anniversario che ha sancito il forte legame di amicizia consolidato nel tempo tra i componenti della grande famiglia dei poeti, tessitori di emozioni che grazie alla parola instillano nel cuore sentimenti immortali, speranza per il futuro. Un grande merito, bisogna riconoscerlo anche all'amministrazione comunale di Mamoiada che anche in tempi di crisi ha creduto nel premio e l'ha sostenuto. Certo, 25 anni è un traguardo abbastanza importante per la nostra comunità, anche per la nostra amministrazione che pur giovane ha creduto da subito esattamente in questo progetto che vede Salvatore Ladu come uno dei maggiori artefici, che poi è anche quello che ci ha coinvolto, ci ha permesso di entrare proprio nel merito di questo premio della poesia. È ovvio che poi cade anche in un periodo storico che è particolare, dove si vede molto lo spostamento delle popolazioni, delle genti, e questo spostamento ha bisogno di un linguaggio, e credo che uno di questi linguaggi da utilizzare è la poesia, come linguaggio universale che unisce e che fa condividere i vari territori. E Mamoiada voleva esserci anche quest'anno.